Buonasera a tutti, benvenuti alla quarta tappa del concorso di Miss e Lady Perla Veneto. Questa sera vedremo 9 ragazze contendersi le 6 fasce messe in palio che daranno loro accesso alla finale regionale del concorso appunto di Miss e Lady Perla Veneto. Prima di entrare nel vivo della serata direi che è d'obbligo il ringraziamento al titolare di colui che questa sera ci ha permesso di realizzare l'evento, quindi il titolare del Bar Caffè all'Alba che ho qui alla mia sinistra. Un ringraziamento, un applauso. È la madrina di questa sera, Anna Rossi, che è la vincitrice della terza tappa di Miss Perla Veneto. Eccola qui. Anna è di Mestrino, frequenta il liceo classico e il suo sogno è lavorare nel mondo dello spettacolo. Grazie al titolo che ha vinto alla tappa precedente di Miss Perla, la terza tappa, ha avuto la possibilità di realizzare uno shooting fotografico insieme a Maiodino, che tra l'altro è qui presente, adesso non lo vedo ma sono sicura che da qualche parte c'è. Eccolo lì. E nella magica location di Magie del Brenta, che tra l'altro ospiterà la prossima tappa di Miss e Lady Perla Veneto il 21 maggio, quindi silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my
dai, faccio una sfilata. Dai, anche lei è una miss, come si può vedere, bellissima. Grazie Claudia. Le ragazze com'erano? Bravissime, velocissime. Tutte bravissime, guarda, hanno ascoltato tutta la lettera, non vedono l'ora di uscire e vedere chi sarà la vincitrice della quarta tappa. E allora facciamole uscire. Direi... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
momento cruciale, ovviamente il più atteso, il momento delle premiazioni. Invito la giuria a ricomporsi, la nostra Anna Rossi, quindi la madrina di questa sera, bellissima principesca. Eccomi qui, prendete posizione, lasciatemi un buchino se riuscite, poi ho sempre il filo che mi... Inizierei subito con la sesta classificata che si aggiudica la fascia di Miss Primavera, premia Marco Castagna di Glamour, che vorrei qui con me, e la Campagnolo numero 2. Complimenti Elena. Miss Cinema premia Alessio Scapini, il nostro avvocato, presidente di giuria. Premia quindi la quinta classificata, che è Deborah Sorgato, numero 1. Miss Sorriso, quarta classificata di questa sera, premia Marco Petrin. Dov'è? Eccolo qui. Grazie. Quarta classificata, Valentina Campese, numero 5. Complimenti Valentina. Miss Eleganza premia Massi. Eccolo qui. E la terza classificata della quarta tappa di Miss Perla Veneto è Alessandra Rodighiero, numero 4. Classifica e andiamo a premiare la seconda classificata Miss Simpatia, e vorrei qui con me a premiare Marta, bellissima principessa, con questo bellissimo vestito rosa con la sua coroncina e premiamo quindi la seconda Miss Simpatia. La seconda classificata di questa sera è Valentina Fabbri, numero 9. Titolare del Bar Caffè all'alba. Grazie, complimenti Valentina, ed è arrivato il momento di premiare la prima. Adesso io mi nascondo perché loro sbirciano. Vorrei qui con me Esther Sagin di Sagester, Sagester nostro sponsor, che premierà quindi la prima classificata Miss Perla Veneto di questa quarta tappa. E a questo punto io vorrei un po' di suspense, vorrei creare un po' di... Prima classificata della quarta tappa regionale di Miss Perla Veneto è... Eleonora Perussin, numero 6!